Walter Stabile, candidato consigliere comunale a Portogruaro per il Popolo della Libertà. Nelle precedenti elezioni amministrative del giugno 2009 lei ha fatto il suo debutto in politica raccogliendo ben 75 voti, che non le sono però bastati per essere eletto consigliere. Veniamo alla domanda: perché un elettore di Portogruaro dovrebbe scegliere Walter Stabile come consigliere comunale e perché dovrebbe votare la lista del Popolo della Libertà, anziché una delle altre 4 liste che appoggiano il candidato sindaco Angelo Tabaro? Beh, allora, ottima domanda. Allora, intanto per quanto riguarda il partito, questo dipende poi dalle simpatie delle politiche delle persone. Per quanto riguarda me è diverso, perché io mi propongo come una persona che ha moltissimo tempo da dedicare ai cittadini, questo ormai credo che molti lo sanno, sono impegnato in solidarietà sociale e nel sociale, e quindi questo è un vantaggio credo non da poco per i cittadini, quello di avermi a disposizione, a parte la famiglia, tutto il resto del tempo mi farebbe piacere dedicarlo ai cittadini. E questo è il vantaggio principale. E poi dopo, proprio perché ho questa volontà, questa passione, questa grinta, questo entusiasmo da sempre, che è una questione anche tra l'altro caratteriale. Allora, Renato Chisso ha detto che la squadra attorno ad Angelo Tabaro è una squadra di gente che ha le palle, tu confermi? Allora, per quello che mi riguarda sì, sicuramente, è una domanda un po', se vogliamo, anche provocatoria o anche forse un po' ironica, dipende come la si guarda. Comunque per quello che mi riguarda sicuramente, io ci tengo sempre a precisare che io sono nel Popolo della Libertà, ma provengo politicamente da Alleanza Nazionale e sono persona di destra con idee politiche di destra sociale, cioè tutto quello che è interessi primari per i cittadini. Questo è quello che ci tengo sempre a dire. Per quanto riguarda l'argomento sicurezza, qui a Portogruaro sono accaduti dei fatti spiacevoli in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni. Dapprima la rapina alla gioielleria Sottili in centro a Portogruaro e in ultimo il lato vandalico contro una delle gru del posto qui. C'è la mancanza, si avverte la mancanza di una videosorveglianza che faccia da deterrente a certi azioni illegali e anche possa essere d'aiuto in un secondo tempo per identificare queste persone che compiono questi atti illeciti. Qual è la tua opinione? Sì, sicuramente intanto è la certezza di cercare di trovare e punire i responsabili, questa credo che sia la prima necessità di tutti i cittadini. Poi la videosorveglianza, cosa dire? La videosorveglianza qui a Portogruaro secondo me quel po' che c'è non è stato studiato bene, andrebbero messe più videocamere di sorveglianza, ci sono altri luoghi che andrebbero appunto controllati come le vie d'ingresso e di uscita principali, le arterie principali di traffico di questa città. La piazza stessa nella parte anteriore dovrebbe essere controllata, ormai mi pare innegabile che è necessario, visto e considerato, a parte gli atti vandalici, ma anche la famosa rapina, eccetera. Quindi andrebbe sistemata meglio questa storia della videosorveglianza e ci tengo ribadisco e ci tengo a ribadirlo che la videosorveglianza è stata un'idea del centrodestra ancora qualche anno fa. E quando noi abbiamo avuto questa idea del centrodestra, noi abbiamo avuto l'idea, scusatemi, della videosorveglianza, la maggioranza di questa amministrazione ci ha riso sul muso, agli allora consiglieri comunali gli ha riso sul muso e con i pretesti più incredibili hanno detto di no, tra questi per esempio la privacy, eccetera, insomma motivi incredibili. Ora, noi l'avevamo chiesto, adesso finalmente è stata realizzata e tra l'altro oltretutto c'è anche questa cosa ironica che adesso se ne stanno facendo un vanto loro come se l'avessero pensata loro. Beh, questo ci tengo a dirlo perché i cittadini sappiano che chi ha voluto questa videosorveglianza all'inizio, chi sono stati i promotori di questa videosorveglianza è stato il centrodestra, questo è importante dirlo. Tu abiti a Lugugnano, una frazione di Portogruaro.
Quali sono i problemi che attualmente stanno interessando questa frazione e tu cosa pensi di fare per migliorare la situazione? Ma io non ho la presunzione di migliorare la situazione, io spero di portare il mio contributo per migliorare la percezione, diciamo, del benessere, più che altro questo, perché oggi è un po' difficile promettere di migliorare. Si cerca di fare il possibile. Io da questo punto di vista qua ho passione, entusiasmo, impegno, ne ho da vendere, quindi cercherò di fare tutto il possibile, ovviamente non solo per la mia frazione, per la zona da dove provengo, ma per tutta Portogruaro, questo è ovvio.